Con Stefano Carboni dell'Eurobet Palermo, una partita che si era messa sui giusti binari, poi forse con l'espulsione l'uomo in meno siete andati un po' in difficoltà, se ce la commenti. Sì, no, è una partita giocata bene da entrambe le parti. L'espulsione più che altro, più che questa partita, ci rovina i playoff della prossima giornata, è quello che conta di più. E io quello che volevo dire, volevo fare un commento dell'arco della stagione e volevo fare veramente i complimenti alla nostra squadra. Abbiamo fatto un miracolo sportivo dopo che sono andati via 5 giocatori, in più Di Nardi che è stato fuori 3 mesi, quindi 6 giocatori penso prima del girone d'andata, quindi penso che non andare a fare i play-out è stato veramente un'impresa. E Eusebi è stato male per 2 mesi, anche lui un mesetto e mezzo, anche lui, e quindi giocavamo in 7 contati e senza 7 titolari, quindi è stata veramente un'impresa sportiva e noi abbiamo fatto un miracolo. Ok Stefano, allora è arrivata questa impresa sportiva, l'abbiamo anticipato con i risultati che ci arrivano dagli altri campi, sono playoff, l'avversaria è forse la più difficile, insomma possiamo tranquillamente dirlo, delle 4 che vanno ai playoff che non sono già qualificate dal Adriatica, il Footballette Roma Nord che ha un po' rallentato, però sembra una squadra forse con un po' più di qualità in confronto alle altre. Ma noi sinceramente, ti ho detto, essendo un miracolo sportivo, per noi adesso chi incontriamo non ha più nulla da perdere. Quindi noi siamo contenti per questo cammino che abbiamo fatto. Eravamo partiti con altre ambizioni, volevamo vincere il campionato, poi c'è successo quello che c'è successo che già ho detto prima e quindi per noi va bene così, ce la giochiamo senza nulla da perdere.